Siamo con Livio De Bernardo, gestore dell'eremo dei Romiti. Dove si trova questo rifugio? Questo rifugio si trova sulla sinistra orografica del Piave, si attraversa il lago del Centro Cadore e si lascia la macchina nel piazzale e si sale una passeggiata di circa un'ora, abbastanza comoda, insomma ci sono due itinerari, uno per la Carareccia e uno per un sentiero dove ci sono anche le immagini di una via Crucis che termina con l'ultima stazione in un bellissimo capitello del 1700. Dopo 150 metri sulla sommità del colle ci trova l'eremo. Che è stato recentemente ristrutturato e riaperto al È pubblico. stato ristrutturato dal Comune di Domegge negli anni 2007-2008 con un finanziamento CE, è riaperto al pubblico e viene gestito come rifugio. Ecco, voi proponete quindi sia la possibilità di mangiare presso il rifugio, sia anche di dormire, giusto? Sì, esattamente. Ecco, quindi chi vuol venire a fare una girata presso di voi può telefonare, può trovare il vostro indirizzo dove? Su internet? Sì, 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 sì. Ecco, e quindi mi diceva che fate anche mezza pensione, per cui si può cenare, pernottare. Cenare, pernotare, pranzare, sì, c'è la possibilità, sicuramente in posto adesso, eccetto questi 10 giorni centrali di agosto, magari durante il giorno c'è un po' di confusione, però verso sera quando i turisti se ne vanno c'è una pace, una tranquillità, veramente che chi viene resta sorpreso. Certo, quanti Eh, posti letto avete? Abbiamo 4 camerette, due da 4 letti, con 4 letti e due con 3 letti, ciascuna con bagno e doccia, c'è l'acqua calda, lenzuola e sopra c'è un vano unico, una camerata con 10, si possono aggiungere anche 12 letti con doppi servizi. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie.